Bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora è già sbronza totale sui siti, sui sitoni e sulle tutte le home dei giornali che contano per Zoran Mamdani, che ha vinto nettamente la corsa elettorale e per cui da stamattina è sindaco di New York. Ci sono già ritratti, celebrazioni, agiografie e stiamo vedendo solo il precipitato immediato sui siti. Figuratevi domani sui cartacei, ci saranno allegati interi sull'uomo che apre una nuova stagione di magnifiche sorti e progressive per la politica americana e occidentale. E in effetti la sua vittoria sicuramente ha i connotati di qualcosa di storico, ma a noi più che i connotati della liberazione, a meno che con liberazione si intenda la liberazione islamica, assume i connotati dell'inquietudine. Ricordiamo un secondo chi è Zoran Mamdani, oggi sindaco di New York, la città simbolo del mondo libero, la città della Statua della Libertà, la città simbolo sì del capitalismo che ne dica il socialista Mamdani è di gran lunga il modello sociale, culturale che ha garantito maggior benessere all'umanità nella sua storia. E costui è il sindaco di New York. Allora riepiloghiamo un attimo alcuni dati emersi in questi mesi. Anzitutto, come sapete, Mamdani si è rifiutato di condannare lo slogan molto ripetuto dalle piazze pro-pal americane, globalizza l'intifada, rivendicandolo anzi e dicendo che l'intifada equivale alla resistenza, quindi l'intifada palestinese, la caccia al civile ebreo in quanto ebreo, per il sindaco di New York oggi dobbiamo dire, ha i connotati della resistenza. Secondo un'inchiesta pubblicata alla fine di ottobre da India Today, la sua campagna avrebbe ricevuto donazioni da gruppi legati al Council on American Islamic Relations, organizzazione che secondo alcuni ha rapporti con Hamas. La campagna Mamdani ha negato, l'articolo precisa che non sono collegamenti diretti ma sarebbero rimandi indiretti come tipico di questa rete di finanziamenti. In ogni caso questa inchiesta è stata pubblicata. Sicuramente Mamdani a lungo nella sua carriera pubblica si è rifiutato di condannare Hamas, l'ha fatto solo sottovoto e con un trasporto non esattamente analogo a quello con cui strillava contro il cosiddetto genocidio israeliano. Sicuramente è un sostenitore del movimento di BDS che invita a boicottare i prodotti che vengono dallo Stato di Israele, quindi un movimento che fa della sua bandiera il boicottaggio anti-ebraico in una sorta di sinistra riproposizione degli anni 30. Questo e tra l'altro, come abbiamo ricordato ieri, ha legami con per esempio una grande moschea di Brooklyn, nota per essere un centro dove è risuonato più volte un verbo molto radicale, molto integralista, e il cui imam era nei registri della polizia di New York come sospetto di collateralismo al terrorismo, anche riferito ai primi attentati del World Trade Center, quello del 1993. Quindi questo è Zoran Mamdani, l'alfiere delle nuove truppe progressiste americane, l'idolo già in diretta di giornaloni e intellettuali in quest'opera di santificazione immediata. Temiamo a legge una sorta di Nobel preventivo come fu per Barack Obama, cioè solo perché sei Mamdani sei diventato il nostro idolo di riferimento. Svetta decisamente, batte tutti. Repubblica, che titola la sua home, il titolo principale al momento: New York, Mamdani eletto sindaco, è la vittoria della generazione Z, perdono i miliardari.
qui devo dire che veramente si aggiorna il concetto di faccia tosta, cioè questi signori fino a poche settimane fa ci dicevano che la speranza d'America era rappresentata dal partito espressione per eccellenza dell'oligarchia economico-finanziaria radicata sulle due coste, cioè il Partito Democratico. La gioia maliana, no, si avviluppava attorno appunto ai miliardari, per usare il loro linguaggio che non è il nostro, ma tecnicamente ai miliardari. Era calata nello star system più luccicante e sicuramente benestante, rimbalzava nei circoli intellettuali, mediatici, economici del paese, e questi signori ci dicevano che lì stavano le ragioni dell'America, il futuro dell'Occidente, e accusavano gli operai della Rust Belt, i cowboy del Wyoming, i mandrani del Texas, di essere dei retrivi ignoranti, zoticoni, popolani, che non hanno capito nulla e, ahimè, ci hanno riconsegnato in mano a Donald Trump. Questa era la narrazione fino a poche settimane fa. Adesso invece vince Mamdani a New York e diventa una vittoria della generazione Z contro i miliardari. A parte il fatto che secondo alcune risultanze Mamdani sarebbe tra l'altro finanziato anche da Soros, che non mi risulta sia buon per lui, un poveraccio. Ma stiamo superando il livello del ridicolo, cioè per loro signori, quando il popolo vota repubblicano o issa per 2 volte Donald Trump alla Casa Bianca, è un popolo ignorante, bisogna stare con l'oligarchia. Quando invece vota neanche democratico, perché Mamdani non è una creatura espressione del Partito Democratico, è un radicale socialista che cresce in un'organizzazione socialista a sinistra del Partito Democratico e che poi scala il Partito Democratico, vincendo le primarie, su un'agenda radicale socialista. Ebbene, lì il popolo improvvisamente diventa un'entità virtuosa e perdono i miliardari. Cioè siamo veramente al dibattito taroccato. Ha vinto la generazione Z con Mamdani, i flussi elettorali dicono di sì. Ha vinto la generazione Z di New York, che è una cosa molto specifica, e che è la generazione Z in balia, a nostro giudizio, di tutti i tic culturali, le mode culturali del momento, no? In primis quella che Roger Scruton chiamava oicofobia, cioè l'odio, la vergogna di sé, della propria casa, della propria tradizione culturale, l'innamoramento per le cause più disparate, per le minoranze più disparate, per il terzomondismo più estremo, nella città espressione per eccellenza del capitalismo liberale americano. Quella, la generazione Z di New York, è quella cosa lì. E sicuramente è stata decisiva nella vittoria di Mamdani. Ecco, vorremmo avvisare loro signori che fuori da New York quella generazione Z, non solo flussi elettorali, ma come dire, percezione antropologico-culturale alla mano, è ampiamente minoritaria in America. E paradossalmente il fatto che a New York abbia vinto un radicale estremista di religione musulmana, ma un musulmano con delle caratteristiche ben precise, che è stato ambiguo, reticente, o quando invece è stato cristallino, è stato chiaramente anti-israeliano, per esempio. Ecco, questo profilo, questo schiacciamento palesemente a sinistra del Partito Democratico, sicuramente convincerà l'altra America, l'America diffusa, profonda, l'America verace, chiamatela come volete, che oggi il Partito Democratico non è affidabile. E quindi noi diciamo a quelli che oggi se la prendono con i miliardari, salvo averli sostenuti e spacciati per illuminati fino a mezz'ora fa, che mai come oggi la tenuta della civiltà occidentale, sì, è appesa al popolo, all'operaio della Rust Belt, al cowboy del Wyoming, al mandrano del Texas. Dio ce li conservi. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto e lo specchio
Avete ascoltato